Dal 1° luglio ci sarà il via libera ai bonus vacanza stabiliti dal governo per incentivare le vacanze degli italiani sul territorio, soluzione che non ha trovato però la soddisfazione degli albergatori, ma al contrario solo grande perplessità. Il bonus, così come è stato concepito, non risponde alle necessità delle imprese e degli imprenditori in questo momento che hanno bisogno di liquidità. Il bonus vacanze, che può essere poi recuperato per l'azienda sotto forma di credito d'imposta, è quanto di più lontano ci sia da rispondere a questa necessità. Noi in questo momento siamo chiamati a scontare all'ospite che dovesse presentarsi con il bonus vacanze l'80% del bonus sotto forma di sconto in ricevuta, per poi recuperarlo sotto forma di credito d'imposta in chissà quali tempi, perché in questo momento dove le aziende avranno un crollo dei fatturati, un minor costo del lavoro in quanto assumeranno meno personale, probabilmente già con questo credito ammortizzato da precedenti investimenti e precedenti spese, mi domando quando vedremo questa liquidità. È come se facessimo pagare la vacanza a un nostro ospite il prossimo anno. Per noi l'unico vantaggio all'interno della norma è che la prenotazione deve essere una prenotazione diretta, quindi non intermediata tramite portali, tramite OTA o agenzie di viaggio. Da Jesolo è partita quindi un'iniziativa che prevede l'acquisto del credito d'imposta da parte di Fidimpresa e che garantirà quindi agli albergatori la liquidità necessaria. Iniziativa che sarà formalizzata lunedì 22 giugno nel corso dell'Assemblea Generale di Fidimpresa e Turismo Veneto. Le associazioni hanno cercato di sopperire ai pasticci fatti dalla politica in questo caso, quindi come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto con questo accordo con Fidimpresa e Turismo, creando questa partnership ormai storica, laddove il credito accumulato dalla singola azienda a fine stagione verrà ceduto a Fidimpresa appunto fino a capienza, e dopodiché faremo degli accordi eventualmente anche con le banche, che quindi acquisteranno il nostro credito con una minima commissione per il lavoro svolto. Pertanto se io ho accumulato 10.000 euro di bonus vacanze, a fine stagione avrò i 10.000 euro da Fidimpresa o da una banca che poi collaborerà in questa progettualità. Per l'andamento della stagione invece il settore alberghiero comincia a sperare nella ripresa del turismo, anche se sarà difficile, se non impossibile, raggiungere i numeri degli anni passati. Noi continuiamo a ragionare di un calo importante del fatturato che è nell'ordine del 50%, questo è inevitabile. Ci auguriamo sorprese, abbiamo qualche segnale positivo che ci infonde un cauto ottimismo in questo momento, che vede squillare il telefono, riceviamo richieste anche dai mercati stranieri che per noi sono fondamentali. Il 60% delle presenze turistiche della Costa Veneta sono estere, la gran parte di lingua tedesca. Da quando si sono sbloccati un po' i confini di Germania e Austria il telefono ha ripreso a squillare. Speriamo di arrivare a quel 50%, tutto quello che dovesse essere in più ovviamente è ben accetto. Sicuramente sarà una stagione col segno meno e che lascerà, ahimè, temo, anche degli strascici futuri per qualche azienda.